I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la Calciolecco Day by Day. Oggi è martedì 29 luglio 2025 ed è match day, tra l'altro, perché oggi, come ben sapete, alle ore 18 il Lecco sfida il Lugano Under 21. Stadio Riga Monticeppi. Gli abbonati, gli Under 6 e gli Over 65 entrano gratis in curva nord e in tribuna, quindi spero ci possa essere una bella cornice di pubblico. È comunque la prima occasione di un 11 contro 11 di questa stagione, che è iniziata il 14 di luglio, quindi sono 2 settimane abbondanti di lavoro per un Lecco che ieri pomeriggio ha ricominciato la preparazione. Primo allenamento sul campo di Via Don Pozzi, hanno installato, buttateci un occhio, l'intitolazione con nuovo sponsor Capriol, arancione a destra guardandola frontalmente e nera a sinistra sempre guardandola frontalmente, quindi una novità che abbiamo anticipato da tanto tempo anche per iscritto, oltre che nei podcast, e che vi portiamo fino alla fine come anticipazione, e oggi pomeriggio appunto si potrà vedere per la prima volta. Sarà un appuntamento sicuramente interessante. Non conosco il livello del Lugano Under 21. Il Lugano prima squadra è forte, tra l'altro il Lugano prima squadra ha recentemente giocato contro la Pro Vercelli e ha vinto 2-0, chiaramente una squadra più avanti nella preparazione perché in Svizzera il campionato finisce prima, c'è una consueta pausa invernale più lunga rispetto a quella italiana, così come avviene in Germania. Anche la Premier inizia prima, per quanto la pausa invernale in Premier non esista, considerato che si gioca il 26, l'1 e compagnia, 1 gennaio evidentemente. Sarà appunto però un match interessante per vedere a che punto è Lecco, i progressi rispetto alla gara contro St. Jürgen, che comunque ha fatto vedere qualcosa di buono, delle qualità sulle quali si può coltivare. Io dico, quello che ho visto mi ha fatto una buona impressione. Pellegrino è un giocatore che mi intriga parecchio, perché è un giocatore di quelli che secondo me possono fare più o meno tutto in campo con la palla tra i piedi, tant'è vero che Mister Valente sì l'ha schierato da quarto di destra, ma come immaginavo e credo di aver detto anche in uno dei precedenti appuntamenti, con la palla che sarà spostata sulla sinistra entrerà molto in campo e secondo me andrà a occupare una zona abbastanza da tre quarti, quindi sono curioso. Bello sprint, bella a lungo, tecnica evidente, giocatore che mi piace, così a pelle è un giocatore che mi piace. Magari fra 2 mesi vi dirò che mi irrita tremendamente, però allo stato attuale un giocatore che mi ha fatto vedere un tocco di palla diverso, ma dobbiamo ancora tutta scoprirla questa squadra. Abbiamo visto per la gran parte dei giocatori solo 45 minuti, quindi dobbiamo veramente capire tutto di questo gruppo, come funzionerà. Secondo me è un gruppo che ha caratteristiche complementari, soprattutto al centro del campo. Zanellato è un tipo di giocatore unico, Bonatti è un giocatore che sa fare un po' tante cose, Metlica è un giocatore che sa fare tante cose, Mallam è un giocatore molto di corsa, e Pellegrino appunto in esterno non così ala, anche se ha fatto un paio di sfondamenti tipici da esterno puro, e sono oggettivamente curioso. È una squadra che rispetto alla sfida col St. Jürgen non ha una pedina in più, sono esattamente gli stessi giocatori, anzi io non credo che oggi ci sarà Capitan Battistini, non lo so sinceramente, perché già un calciatore quando ha l'immensa gioia di diventare papà, come ovviamente qualsiasi persona che prova questa immensa gioia, durante la stagione
stagione ha i giorni contati per godersi questa emozione. In un periodo di preparazione che sicuramente è importante ma che non ha impegni ufficiali imminenti, io credo che sia anche giusto concedere qualche ora in più, qualche giorno in più per veramente assaporare questa cosa e accompagnare anche la propria partner in un percorso che è non così facile e non solo bello, ci sono tante cose da capire. Però detto ciò, questo che dico, se effettivamente ci sarà questa assenza, si va a inserire all'interno di un reparto che ha ancora non poco da fare, perché il Lecco sul centrodestra deve sistemare. Vero è che oggi potremmo vedere Tanco dal primo minuto sul centrodestra e Ferrini sul centrosinistra, ok? Ricordiamoci che il secondo tempo con il St. Georgen ha portato il Lecco a giocare con Di Bitonto, Ferrini e Michali terzino braccetto destro, poi fuori Di Bitonto, dentro Romani. Quindi al momento le scelte sono oggettivamente e visibilmente limitate. Siamo già entrati in realtà da un po' in quel momento di 20-15% di rosa ancora da completare, che statisticamente necessiterà lo stesso, ma probabilmente anche più tempo per essere completato rispetto al tempo che è stato impiegato per comporre l'80% della rosa. Ma è matematico, ci sono ancora delle uscite da fare. Ieri leggevo che l'Arzignano avrebbe messo gli occhi su Di Gesù, sicuramente Di Gesù è un giocatore in uscita e non è l'unico. Vedremo insomma quale sarà il percorso anche in ottica calciomercato. Ormai siamo ad agosto, stiamo entrando nel mese finale, l'ultimo mese. Questo è il rumore che si può associare ai costi. In tanti aspettano il mese di agosto per i saldi, finiscono magari quelli dei vestiti, iniziano quelli dei calciatori, perché poi ok, fino a un certo punto si può anche aspettare, tener botta, però poi inizia un altro mese, inizia il mese decisivo, le rose vanno a completarsi e qualcuno rischia di rimanere magari a spasso o in una situazione dove non vuole rimanere. Di conseguenza bisogna svegliarsi. Tutto sommato possiamo anche dire questo. Ieri frattanto sono usciti i gironi, no, i calendari sì di Serie C. Questa è una lega che in realtà non puoi spiegare, come ho scritto nelle mie storie su Instagram, perché il Lecco giocherà il 24 agosto 2025 con l'Ospitaletto. No, non sarà la rivincita della Coppa Italia che ci sarà esattamente la settimana prima, ma già questo non è un sorteggio. Ma hanno sbagliato, avevano la riga già completata, o veramente mi riesce incomprensibile, perché questo, ripeto, non è un sorteggio. Non ci credo proprio per niente a questa verità che viene raccontata. Giovedì dovremmo conoscere dati e orari delle prime 5 giornate, quindi questione di aspettare qualche giorno. Per appunto il Lecco giocherà le prime 2 gare ufficiali con lo stesso avversario e non so cosa aggiungere, veramente mi sembra tutto talmente stupido, assurdo, che faccio fatica a trovare altre etichette. Tra l'altro l'abbiamo scritto, magari non l'avete letto, i calendari sono stati pubblicati perfettamente fuori orario. Ieri vi avevo detto alle 12 inizia la cerimonia, il tempo di questa cerimonia 20 minuti circa, e verranno pubblicati sui social i calendari che sono già pronti. Bene, capito tutto, pubblicati un quarto d'ora prima abbiamo raccolto un'incapacità comunicativa all'interno della Lega Pro. Evidentemente chi materialmente ha pubblicato i calendari sui canali social ha sbagliato l'orario, ha messo 12 meno un quarto al posto delle 12 e un quarto. Quindi ben prima che partisse la diretta, ben prima che fossimo pronti per accedere, bam, arrivano i primi messaggi: Ospitaletto. E pigliate per il culo, tra l'altro. Dico no, tutto vero, anticipo di un quarto d'ora. Eppure questa bellissima ma poco divertente barzelletta di Lecco Ospitaletto ripetuta per 2 settimane consecutive, che se mi permettete è anche un affronto al termine competitività e vantaggio per chi gioca in casa, tra l'altro su un campo sintetico come il Lecco. Perché il Lecco si troverà a dover affrontare la stessa avversaria 2 volte in 7 giorni e perderà, a mio modo di vedere, parte del vantaggio competitivo che ha per il fatto che gioca su un campo in erba sintetica. È un fatto, è un fatto. L'hanno detto sempre tutti, giocare sul sintetico a Lecco è molto più difficile perché è un altro sport rispetto a quello che si gioca su un campo in erba, magari senza anche così tanta gente intorno. Ma a me sembra tutto talmente semplice, veramente non si poteva mettere
mettere l'Ecco Dolomiti Bellunesi alla prima e l'Ecco Ospitaletto alla terza? Mi sembra talmente facile. Poi se vogliamo raccontarci la storia del sorteggio, va bene, per me lì magari schiacci il bottone di un computer e viene via tutto così, si può rifare, ma non ne frega niente se poi questo è il modus operandi. Però al di là di questo mio pensiero critico, sul nostro articolo intitolato "Il calendario, debutto ancora con l'Ospitaletto, poi si va a Trieste", vedremo, adesso il tema lo tocchiamo, scendendo in piccolino, non sono riuscito a farlo più grande, mi dispiace, trovate il calendario 2025-2026 dell'Ecco per iCal e Google Calendar. In realtà va bene anche per altri sistemi, ho usato i due più famosi per non fare una striscia troppo lunga. Schiacciandolo scaricate un file formato ICS che, dopo averlo scaricato, che sia su computer che sia su telefono, più facile magari sul telefono, potete aprire e vi va a inserire quelli che sono gli appuntamenti in calendario. Al momento siamo ancora senza date e orari definitivi, quindi vi troverete degli orari fittizi che però poi potrete andare di volta in volta a modificare manualmente. Vi troverete tante 16:30 e via dicendo, ma veramente prendete totalmente con beneficio di inventario quegli orari, però vi rimane l'appuntamento preciso che sia domenica o mercoledì sul calendario, quindi vi potete regolare. È un file che andremo ad aggiornare di volta in volta con quelli che saranno, per meglio dire, gli appuntamenti e gli orari giusti comunicati dalla Lega Pro. L'abbiamo provato a fare quest'anno in via sperimentale, abbiamo un po' usato le nostre capacità informatiche. Io l'ho provato su me stesso, sui miei device, e devo dire che funziona, mi ha dato soddisfazione. Dispositivo Apple, non credo che ci siano problemi anche sui dispositivi Android. Provatelo, scaricatelo, eventualmente fate sapere come va, se c'è qualcosa da ritoccare, perché comunque ci sarà un update appunto quando usciranno date e orari definiti. Ieri abbiamo parlato con Metlika, o meglio, come ben sapete siamo trasparenti, questa intervista l'abbiamo realizzata durante il ritiro, l'abbiamo tenuta qualche giorno, poi l'abbiamo adeguata temporalmente, ha espresso dei concetti non nuovi ma che secondo me è anche interessante sentire riespressi da più giocatori. Siamo un ottimo gruppo, dobbiamo sudare la maglia dei tifosi e questo mi viene sempre da dire, ma è il minimo, però che si continui a parlare di questo gruppo che si sta formando, venga sottolineato comunque che ci sia uno staff preparato, venga fatto presente che l'inserimento dei giocatori stranieri stia procedendo comunque bene, perché anche loro stessi si stiano impegnando a integrarsi quanto più rapidamente possibile, è comunque qualcosa di positivo. Vedremo poi sul campo con le partite vere cosa succederà. Tra l'altro oggi il Lecco giocherà per la prima volta anche davanti a voi e a chi non ha visto la squadra giocare in del centro sportivo di Val d'Aora. Ricordo sempre 20-25 tifosi che c'erano, gli altri evidentemente no. Tanti oggi vedranno per la prima volta la terza maglia, che ha fatto discutere, che in tanti hanno detto essere molto brutta. Non mi sono espresso, ho voluto vederla dal vivo prima di dire qualcosa. Secondo me dal vivo fa un effetto diverso rispetto a quello che fa su foto, questa è la mia impressione. Sono d'accordo con voi sul fatto, con tanti voi che ha espresso questo concetto, che il pirovano messo davanti lì così con la banda bianca sia brutto. Io sono d'accordo con tutta onestà, per me sta male, però è stata una precisa richiesta dello sponsor, così come era sempre stato l'ovale blu con la scritta bianca, sempre una precisa richiesta dello sponsor. Casa Collier, quando è stato messo davanti, precisa richiesta, non li smuovi tanto quando fanno la loro scelta stilistica. Ho provato a dare un compromesso, però comunque quando lo sponsor decide, ragazzi, decide perché mette i soldi e dice io lo voglio così, va bene, ok, ma io lo voglio così. Quindi su questo mi sento di dire nulla a sponsor tecnico e comunque alla società che ha avallato la scelta. Però ripeto, secondo me questa maglia granata bordeaux fa un effetto migliore vista dal vivo di quanto non lo faccia in fotografia. Mio personale parere, miei personali 2 centesimi. Poi domani mi dite se ubriaco è bruttissima vista dal vivo, qualcuno evidentemente la continuerà a ritenere bruttissima. Io personalmente mi sono fatto questo tipo di idea. Chiudiamo appunto parlando di Triestina. Ieri leggevo un articolo molto interessante, ovviamente che allarma, ma anche perché la situazione non è che sia allarmante, ma è andata direi completamente alla deriva, ed è quella della Triestina. Sapete benissimo che la situazione della Triestina è veramente compromessa e secondo me
senza possibilità alcuna di essere recuperata. Lo diciamo da tanto tempo. Da Trieste hanno fatto tante mosse last minute, hanno fatto tante mosse che io in tutta onestà ritengo totalmente inutili per cercare di preservare Sadio Cosa, considerato che è una situazione a mio modo di vedere totalmente insanabile. Ieri questo articolo di Rai News del Friuli Venezia Giulia, quindi il regionale della Rai, specificato molto bene. C'è anche il servizio video del collega Andrea Saule. 7 punti in classifica ci sono già di penalizzazione, ne arriveranno 6. Lo sappiamo che è una società da meno 13 già in partenza, praticamente si brucia ogni qualsivoglia tipo di ambizione, credibilmente anche la possibilità di salvarsi. Aggiungo io, il raduno è stato nuovamente rinviato per la terza volta a Sadio Quando. Rosenweg, Menta hanno fatto un casino inimmaginabile. È una società che ha bisogno di almeno 7-8 milioni di euro per andare a pari, per sopravvivere. Giovedì c'è un'altra scadenza, è quella degli stipendi. Allo stato attuale la società, sappiamo, ha pagato il netto di Correia, che conta di vendere a chi non si sa, perché chi deve andare a spendere il 1,5 milioni di euro che chiedono per un giocatore che probabilmente al più tardi a dicembre si svincola, e per Borriello, che è il terzo portiere, non si capisce bene la natura di questo investimento. Si parla di possibilità di trovare questi 7-8 milioni a Hong Kong. Se ne parla da un po', l'hanno scritto tante volte i colleghi di Triveneto Gol, ci crediamo meno di zero vista da qua. Presidente che non vuole vendere, chiede soldi per ripianare, chiede il rimborso del denaro che è stato immesso nelle casse a luglio per l'iscrizione tramite garanzie personali. La FIGC non li vuole, la Lega Pro non li vuole, hanno poteri a mio modo di vedere limitati per quella che è la possibilità legata alla giurisprudenza sportiva attuale. Il fatto qual è, signori? Che i dipendenti non pigliano un soldo da gennaio, gente che non prende magari neanche 1.000 euro al mese. I calciatori, il ritiro sarebbe giovedì, dubito onestamente. Non c'è il direttore sportivo che si è dimesso, Delli Carri, non c'è l'allenatore, non c'è il logo, perché ricordo che il centro coordinamento clubs ha tolto l'assegnazione. Giocatori che vogliono scappare, un gigante d'argilla purtroppo, e noi dovremmo andare a Trieste il 31 di agosto. Allo stato attuale ci dobbiamo andare, ma nessuno si va a sbilanciare effettivamente sul futuro dal punto di vista formale di questa società, proprio perché, come ho detto, tempistica alla mano, la Triestina dovrebbe arrivare a dicembre, o quantomeno dovrebbe non presentarsi a delle partite per essere poi estromessa. Simallecco, così facendo, il 31 di agosto dovrebbe andare a Trieste per forza, scendere in campo, magari pure con l'assegnazione della gara alle 8, perché posso aspettarmi di tutto. 45 minuti dopo il calcio d'inizio presunto, l'arbitro assegnerebbe la vittoria a tavolino, di fatto sospenderebbe il match e poi il giudice sportivo assegnerebbe la vittoria a tavolino. 3 punti che poi ti verrebbero tolti dopo praticamente un amen. Ditemi voi se questo è un modo serio di fare calcio, se è un modo serio di gestire una lega professionisti. E a oggi, regole alla mano, la Triestina ha tutto il diritto di essere iscritta alla Serie C, perché quello che era stato richiesto è stato assolutamente soddisfatto. Come? Con che finalità? Super la Lega ha chiesto A, è arrivato A, e la Lega è stata obbligata a iscriverlo. Però ogni anno si dice saranno regole più stringenti, sarà più difficile che si vengano a creare queste situazioni. Sì, praticamente non abbiamo ancora visto mettere via ai loro la Lucchese e la Spal, che siamo già in ballo con la Triestina. Il Rimini non se la passa tanto meglio, e altre situazioni che potrebbero venirsi a creare in corso d'opera. Che schifo. Buona giornata a tutti e forza l'Ecosema.